L'immagine, che risale ai primi anni del XX secolo, appartiene all'archivio del fotografo Giuseppe Schiava, nato nel 1879 e morto nel 1963. È un'immagine in bianco e nero un po' ingiallita, di dimensioni 12x17, probabilmente una stampa a contatto di un negativo, su lastra fotografica 13x18. Incollata su un cartoncino decorato, la fa classificare come una foto di un certo pregio. Non è certo che l'immagine sia stata scattata dal fotografo di Sutrio, anche se fa parte della sua raccolta. Ritrae Piazza 22 Luglio, a Sutrio, oggi profondamente modificata, dove si sta svolgendo una cerimonia militare, attorniata dal pubblico, che mette in evidenza molti aspetti caratterizzanti la vita della banda. La ripresa dall'alto ci permette di osservare la disposizione dei gruppi che partecipano alla manifestazione. Sul lato destro si nota la fanfara regimentale e un picchetto armato con i berretti degli alpini utilizzati prima della Prima Guerra Mondiale. Sul lato sinistro il comandante dello schieramento sta salutando alcuni alti ufficiali che lasciano il luogo della manifestazione. Le persone che assistono alla manifestazione sono per lo più semplici paesani, ma ci sono anche alcuni uomini e una donna abbigliati in modo che pare più ricco e costoso. La gente sta in piedi o seduta sui muretti. Alcune persone osservano la piazza dalle finestre e dai portoni delle case circostanti. I gruppi di suonatori in divisa, così come li conosciamo oggi, nascono come gruppi militari, detti fanfare. La differenza fondamentale fra fanfare e banda riguarda infatti la dimensione e l'imponenza del gruppo, maggiore nel caso delle formazioni militari che, con il loro suono potente, dovevano incutere timore al nemico, oltre che a dare il passo. Allora, normalmente le bande militari vengono chiamate fanfare, ma tecnicamente è scorretto, perché le fanfare sono in origine composte solo da strumenti in ottone, cioè trombe, tromboni e flicorni. E nelle bande tipo la banda degli alpini, la banda dei carabinieri la chiamano fanfara, ma ci sono i clarinetti, i sassofoni, l'oboe, il fagotto, che con la fanfara non c'entrano. Adesso come adesso l'unica corpo musicale che si può chiamare fanfara, anche tecnicamente, è la fanfara dei bersaglieri, perché la fanfara dei bersaglieri è composta solo da trombe, tromboni, baritoni, bassi e flicorni. Non ci sono documenti che ci permettano di stabilire con precisione quale sia la prima banda nata in Friuli. Sappiamo che quella di Bertiolo, la prima Elus, vanta il primato nel 1812, quando Napoleone, giunto a Villa Manin, trovò un gruppo di musicisti ad attenderlo per suonare in suo onore. A Tolmezzo, nel 1863, è stata istituita la prima società filarmonica della Carnia, che poi è scomparsa. Successivamente si formarono il corpo bandistico di Sutrio nel 1890, quello di Ovaro nel 1896, poi rinato nel 1980. La Vidale di Forniavoltri nel 1902 e la Filarmonica Nascimbeni di Paolaro nel 1909. La nascita della banda di Tolmezzo risale ai primi anni del Novecento. Composta da una cinquantina di musicisti, fu diretta dal maestro Tita Cossetti per quasi 20 anni. Quando questi si trasferì, la direzione passò al maestro Giuseppe Rieppi, che la condusse fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi in Friuli ci sono 45 bande di dimensioni diverse,
che nel complesso contano almeno 2000 suonatori. Per entrare a far parte della banda bisognava sottoporsi alla valutazione del maestro. L'accesso era consentito a coloro i quali avevano più di 13 anni ed esclusivamente maschi. Le ragazze, infatti, fino a pochi decenni fa, non avevano la libertà di uscire di casa da sole. Figuriamoci quindi quella di partecipare alle bande musicali. Per avere accesso al gruppo non era necessario saper già padroneggiare uno strumento musicale. Si poteva imparare a suonare nella scuola musicale interna. Le ore previste variavano in concomitanza di eventi importanti, come feste religiose o civili, a cui la banda partecipava. Allora, i musicisti, i componenti attivi della banda fanno in musica assieme fanno circa un'ora e mezza alla settimana, una sera alla settimana per un'ora e mezza. Se sono manifestazioni particolari come ad esempio il concerto di Natale, l'ultimo periodo si raddoppiano le frequenze settimanali, invece di una volta alla settimana si fanno 2 lezioni di un'ora e mezza alla settimana, raramente diciamo. Dato che in principio non esistevano veri e propri luoghi dove era possibile riunirsi, il comune e la parrocchia si incaricavano di trovare delle sale adatte alle prove. Le bande, da sempre, sono formate esclusivamente da amatori che offrono gratuitamente il loro tempo e quindi non ricevono compensi. Spesso il desiderio di creare questi gruppi nasceva dagli emigranti stagionali, che, al rientro dai loro viaggi dall'est e dal nord Europa, dove la cultura musicale era molto diffusa, cercavano di diffonderla a casa propria. Nelle bande il numero dei suonatori non è mai limitato, possono anche superare i 40 membri. Spesso i suonatori stessi si spartivano anche i ruoli di presidente, vicepresidente o segretario, facendosi carico dell'aspetto organizzativo del gruppo. Inoltre c'erano delle persone benestanti che finanziavano il gruppo. Il membro più importante era il maestro, con il ruolo di selezionare, istruire e dirigere tutti i componenti. Questo, inoltre, selezionava i brani musicali ed era il punto di riferimento per tutti i musicisti. Per una banda, per un repertorio diciamo non tanto approfondito, il numero può viaggiare dai 35 componenti e dai 40 componenti. Già con 20 componenti, se ben spalmati, cioè gli strumenti suddivisi bene, si può già suonare cose anche abbastanza impegnative. Comunque ci sono anche bande che arrivano a 70-80 elementi, addirittura si supera i 100 a volte. Allora, diciamo che la banda è composta essenzialmente da strumenti a fiato e dalle percussioni. Gli strumenti a fiato principali della banda sono gli ottoni e le ance. Gli ottoni sono trombe, tromboni e flicorni, anche se il gruppo dei flicorni è quello meno conosciuto, perché si conoscono di solito le trombe e i tromboni. I flicorni è la famiglia più numerosa che parte dal flicorno sopranino al flicorno contrabbasso, no? E nella banda sono abbastanza basilari. E dopo ci sono le ance che sono i clarinetti e i sassofoni. Quindi diciamo che con un metà banda circa di ance e metà banda di ottoni più 3, 4, 5, dipende, il minimo delle percussioni, il numero è 3, 3, 4, 5 percussioni e la banda è l'organico completo. Non ci sono strumenti ad arco o a corda normalmente. Nel corso del tempo gli strumenti sono rimasti praticamente invariati, ad eccezione della tromba, che nell'Ottocento venne modificata dall'uso dei pistoni, meccanismi che si abbassano all'interno del tubo, permettendo di variare la lunghezza della colonna d'aria e, quindi, assieme alle vibrazioni delle labbra, di modulare le note. Gli strumenti spesso venivano acquistati dagli emigranti, come i kramars e i tessitori, a Praga, a Vienna o a Venezia, su ordine dei membri paganti o del maestro. Erano molto costosi e di proprietà della banda, quindi dovevano essere tenuti con cura e suonati esclusivamente per esercitarsi a casa o assieme al gruppo. In genere, nelle bande venivano suonati brani di origini diverse.
Potevano provenire da altre bande e perfino da musiche classiche, ma erano i maestri che li proponevano. Le musiche venivano adattate, trasformate, abbellite, se necessario, dall'arrangiatore e in seguito copiate per gli altri musicisti dal copista. Il repertorio della banda è molto variabile, dipende dai gusti del maestro e dalle esigenze dei suonatori, per cui si può suonare dalla musica sinfonica classica alle canzonette, alle raccolte di colonne sonore da film. Ovviamente in una banda ci sono sempre le marce, perché quando si fa le sfilate bisogna suonare le marce, perché dal nome stesso marcia, marce, per il tempo, per la cadenza del tempo è quella. Ovviamente la tradizione e la cultura influivano sui repertori, perché ogni gruppo, paese o località avevano diverse usanze e tradizioni religiose. Gli spartiti, durante il corso degli anni, non sono stati cambiati nella loro struttura, ma abbelliti e resi più comprensibili dagli esecutori. La differenza tra una banda e l'altra si evidenziava dalla divisa, o figurino, che era particolarmente rilevante nelle bande militari, per trasmettere un'idea di unità, ordine e importanza. Prima ancora della divisa, però, per le fanfare militari era importante il cappello. In particolare in Carnia, quello degli alpini veniva decorato con una piuma di gallo cedrone. Solo le bande più ricche potevano permettersi una divisa completa. Le bande hanno da sempre svolto un ruolo attivo nella comunità di paese, infatti ne rappresentavano l'appartenenza. Erano una scuola tanto musicale quanto educativa, un'opportunità per migliorare la vita sociale e per creare una comunità forte, unita e solidale, basata sul rispetto reciproco e ricca di vitalità ed energia. Suonare in banda aveva anche lo scopo di riunire i cittadini, rafforzandone i rapporti, mantenere in vita le tradizioni e trasmettere lo spirito della comunità. I momenti che precedevano o seguivano prove di esibizioni erano un'occasione per parlare dei problemi locali e di come risolverli, stimolando la condivisione che serviva a migliorare il paese. Far parte del corpo bandistico significava inoltre dare un senso di importanza al paese, fiero di vantare una ricca tradizione musicale. I requisiti fondamentali per chi ambiva al ruolo di bandista erano elasticità, solidarietà e rispetto, perché le bande sono nate con il solo scopo di essere il più possibile vicine alla comunità di paese. Le bande si esibivano prevalentemente all'aperto o, più raramente, in saloni, dove la gente poteva ascoltarle. Suonavano solo in certe stagioni, d'estate e d'inverno, quando il clima lo consentiva, o a Natale, quando tornavano gli emigranti dall'estero. Le esibizioni non sono esclusive del luogo di provenienza, ma si suonava anche in altri paesi. Eseguire un concerto, in gergo, si dice compiere un servizio, come a sottolineare la dedizione e l'amore per il proprio territorio. Le uscite avvenivano per celebrare feste patronali o ricorrenze civili, ma la musica di questi gruppi accompagnava anche altri momenti della vita collettiva, come la celebrazione della messa di Natale, il funerale di un ex musicista della banda oppure il matrimonio del sindaco. Certamente potevano essere ingaggiate anche per feste private di rilievo, ma questo avveniva solo in occasioni speciali, come quando vi era coinvolto il presidente o uno dei membri organizzatori più importanti. In questa breve ricerca abbiamo parlato con il prof. Erminio Polo della storia passata, ma tuttora in Carnia sono attivi i corpi bandistici di Forniavoltri, Ovaro,
Sutrio, e Paolaro. Le bande continuano a rappresentare un momento importante di incontro e coesione sociale ed un luogo di apprendimento per i giovani che vogliono avvicinarsi alla musica.